Euroregione News. Aria di Festa 2019, dal 21 al 24 giugno a San Daniele del Friuli. Finalmente sta arrivando la 35esima edizione della storica kermesse gastronomica del prodotto di punta della nostra regione, il San Daniele DOP. Ce la presenta il direttore generale del consorzio prosciutto di San Daniele DOP, Mario Cicchetti. Dunque, quest'anno l'appuntamento di Aria di Festa dal 21 al 24 giugno, 4 giorni di incontri tra cucina, spettacoli, gastronomia di alto livello e tutto questo condito dal prosciutto di San Daniele e dal suo territorio. Come ormai da 35 edizioni, questa infatti è la 35esima, nella fine di giugno si celebra questo legame tra il prodotto e il territorio, ospitando nella nostra città i visitatori che vengono a conoscere i segreti del San Daniele e a degustarlo proprio nella sua terra d'origine. La caratteristica di festa ormai è nota, San Daniele diventa una grande tavola imbandita in cui i visitatori possono degustare in ogni dove i vini del Friuli e il prosciutto di San Daniele, ma possono anche conoscere i segreti che stanno dietro questo grande prodotto, sia recandosi presso i prosciuttifici, sia seguendo tutta la serie di approfondimenti che noi organizziamo per quanto riguarda le modalità di utilizzo, il suo consumo e la sua degustazione. In particolare, novità del 2019 è l'ampia rassegna che abbiamo dedicato ai grandi cuochi italiani. Ci sarà infatti il meglio della cucina italiana che realizzerà degli show cooking che hanno per tema anche il prosciutto di San Daniele e che metteranno a disposizione la loro simpatia e la loro conoscenza ai nostri visitatori. Ci sarà Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, la Klugman, ci sarà anche Gloria Clama e quindi ci sarà un nutrito carnet per tutti quelli che vengono a trovarci. Aria di Festa celebra anche i buoni risultati del 2018 del comparto del prosciutto di San Daniele, che si è chiuso con un fatturato di 340 milioni di euro, una quota export del 18% e quindi un risultato sicuramente positivo. Anche le vendite nel 2018 sono cresciute dell'1,5%. Per quanto riguarda il primo semestre del 2019 si confermano questi dati, in particolare l'export che si mantiene brillante soprattutto nel nord Europa e negli Stati Uniti, a conferma della qualità e del gradimento che hanno i consumatori di tutto il mondo per il nostro prodotto. Dunque il prosciutto di San Daniele si caratterizza rispetto agli altri prosciutti crudi per l'ambiente sostanzialmente. Innanzitutto è un prodotto antico ma che ha caratteristiche moderne perché ha solo 2 ingredienti, la coscia di maiale italiano e il sale marino, nient'altro. L'altro ingrediente è il tempo che passa e l'ambiente in cui viene trasformato il prosciutto. San Daniele è una zona particolare, alle pendici delle Alpi, equidistante sostanzialmente dal mare fino dalle vette più alte delle Alpi Carniche e ha proprio un mix particolare climatico che, grazie anche al fatto che la città di San Daniele sia lambita dal fiume Tagliamento che fa da condizionatore naturale, mantiene condizioni climatiche adatte alla stagionatura dei prosciutti sia in estate che in inverno. Questo è l'elemento caratteristico, obiettivo della differenza tra il nostro prodotto e gli altri. L'altro è sicuramente la capacità dei prosciuttai di San Daniele di farlo sempre come una volta, con una cura minuziosa dei particolari e con un'attenzione particolare al risultato che poi otterranno dalla loro lavorazione. Aria di Festa è sicuramente un momento per venire a trovare il prosciutto di San Daniele nella sua città e la caratteristica particolare di questa manifestazione è quella di rendere la città aperta in tutti i sensi, non solo perché è aperta all'ospitalità degli ospiti che ci verranno a trovare, ma anche perché gli stessi prosciuttifici e le aziende sono aperte per le degustazioni e per le visite. Inoltre Aria di Festa si inserisce in un più ampio progetto del prosciutto di San Daniele che vede questo concetto, quindi questo legame tra prodotto e territorio e la modalità di consumare il San Daniele in un ambito conviviale che lega un po' la nostra città a tutta Italia. Infatti da aprile è iniziato un tour che si chiama Aria di San Daniele e che riproduce in 13 città in tutta Italia da aprile fino a dicembre, quindi abbiamo iniziato da Milano e chiuderemo sulle Dolomiti poco prima di Natale, ripercorrerà e ricreerà lo spirito che troviamo qui ad Aria di Festa e l'ha portato un po' in giro per tutta Italia. Ci sono eventi particolari, coinvolgono i locali più di moda di queste città e coinvolgono anche i loro ospiti e gli abitanti di queste città in un particolare contatto tra il prodotto e il modo di consumarlo e dello stare insieme. Quindi Aria di Festa ormai è uscita al di fuori dei confini di San Daniele e porta il nostro prodotto anche lungo tutto lo stivale. Da San Daniele del Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.